Armando, ma trovarmi qui con te ogni sabato è la più bella cosa che possa capitare a uno come me che per passione fa un po' di interviste, di spettacolo così, grazie anche a Veneto Club. Beh, certo, grazie a Enzo Russo che ci segue sempre. E grazie anche a tutti gli spettatori che auguriamo buongiorno a tutti quanti, un buon inizio di sabato, che queste nostre meravigliose signore che ci seguono sono lì propense per preparare qualcosa di speciale per i loro mariti. Ma tu parli sempre delle signore, perché... ma guarda che ci sono dei cuochi, dei ragazzi che sono straordinari. Sì, certo. Tu invece tocchi sempre il tasto. Perché diciamo le donne adesso si stanno cimentando bene in cucina, però ti dirò, caro Bruno, che anche abbiamo un riscontro di uomini che hanno questa passione per la cucina, quindi è bellissimo perché veramente cominciano a fare delle cosine belle. E quindi... allora posso dirti il mio pensiero? Sì. La donna in cucina è il massimo, perché ci riferiamo sempre alla mamma. Ma quanto più della mamma, chi è che fa dei piatti straordinari? La mamma. Basta. Poi invece ci sono le figure professionali, delle quali fanno parte anche le donne, naturalmente, certo. Che però sono così date queste figure professionali di più al maschio. Come te la spieghi questa faccenda? Ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta, tempo dietro, nelle altre trasmissioni. Diciamo che la tendenza adesso risale un pochino di più di brave cuoche che si cimentano nei fornelli, che hanno una sensibilità, direi, molto di più di un uomo, però ciò non toglie che ci sono anche dei bravi cuochi che sono emersi adesso e che fanno cucina creativa, delle volte un po' abusano di questa cucina creativa, però ce ne sono di quelli bravissimi che fanno un ritorno e esibiscono con le ricette tradizionali, quelle del loro luogo, della loro regione, e quindi questo per me è una carta vincente sulla cucina. Ecco, mi fa piacere che tu non parli solo per te stesso, ma parli anche delle altre regioni d'Italia che hanno le loro peculiarità, hanno le loro caratteristiche culinarie. Perché si è scoperto queste cose? Perché adesso con UNESCO tu vedi che questi forestieri che vengono qui, noi parliamo della nostra regione Veneta, che vengono qui, sono loro stessi che vanno alla ricerca dei nostri prodotti, vanno alla ricerca dei nostri piatti tradizionali, e dobbiamo proprio che quando vengono nel nostro territorio, che vanno nei ristoranti, nelle osterie, nelle trattorie, e deve trovare dove consigliargli i piatti nostri, i vini nostri, che abbiamo una ricchezza, e loro è quello che vanno in cerca, mi capisci? Tu non puoi consigliare un Chianti dove che qua avremo dei buoni Merlot, dei buoni Cabernet Rabosi, eccetera, mi capisci? E questo è il valore che dobbiamo tenere sempre sostenuto. Ma difatti tu vedi che i nostri amici sono loro che producono quelle che sono le caratteristiche del territorio, per esempio il pane di Darè, per esempio i salumi, per esempio il vino che vediamo, delle manzane. E i salumi di chi sono? Di Giovanni Balbinote. Andiamo a vedere adesso i nostri amici. Ah, bene, ok. Poi torniamo. Certo. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche.
È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia. Ecco Armando, siamo tornati in studio e nel frattempo io ho dato un'occhiata così al tuo libro, all'ultimo libro che hai scritto, e cerco di analizzarlo di volta in volta. Ho notato che qui sono passati parecchi personaggi, Sì. Personaggi anche di alto livello, a parte quelli conosciuti dello spettacolo come Lino Toffolo, a parte Vittorio Salvetti, che era un personaggio molto importante. Gianni Morandi, sì. Come si chiama? La Sandra Mondaini. Il tenore dal Monaco. Certo, ma è di tutti questi personaggi che ricordo. Caro Bruno, se mi dovesse spiegarti, ognuno c'è una sua storia nella scelta di piatti, molto belle, però te le racconterò perché sono degli aneddoti simpatici, perché ognuno, quando tu consigliavi il piatto, venivano fuori certi aneddoti molto belli, perché anche loro cosa fanno? Si rilassano a tavola, non vedono l'ora di poter mettere i piedi sotto la tavola per poter rilassarsi. Allora lì, se tu sei bravo, li devi consigliare, gli devi dare una motivazione di un dialogo che ti danno attenzione. Allora restano allibiti di quello che tu presenti, capito? Armando, abbiamo visto i nostri amici, quelli che ci sostengono, ne stanno arrivando altri perché piace il modo col quale tu presenti i tuoi piatti nella maniera semplice, nella maniera tradizionale, anche nostra. E sinceramente io ti dico, forse è una battuta quella che faccio adesso, il presentare il piatto con un'oliva e uno spaghetto intorno, forse è bello, ma al fine della soddisfazione di mangiare un buon piatto accontenta gli occhi ma non le papille gustative. Bravo. Sai Bruno, questo è il fatto. Bravo. Però noi oggi, mio caro Bruno, abbiamo preparato, visto che siamo nel momento di sparsi, ti ho preparato, vi ho preparato, mie care signore, una ricetta di sardelle in saor qui sparsi. Allora, quindi gran parte delle nostre signore sanno come si fanno le sardelle in saor. Quindi... però mi ti dico, le sardelle in saor è un piatto che a me mi piace tanto, sì? Mi piace da matti veramente. Se dopo ti aggiunge anche quei frutti di stagione, come li chiami tu, penso che diventino dei piatti. Altro che. Se puoi fare anche sardelle in saor con radicchio, se puoi fare tante cose. Oggi l'hai fatto con gli asparagi. Quindi il procedimento è ovviamente friggere le sardelle passate alla farina. Nel frattempo tagliate la cipolla, adesso ci sono le cipolle, quelle novelle, bianche, fate con quelle che diventa molto più delicato il saor. Quindi tagliate le cipolle e poi con una parte di olio le fate appassire unendo dell'aceto bianco, no? E le lasciate un po' al dente, non date una cottura lunga. Sale e pepe e unite un po' di olio. Quindi una volta che avete fritto le cipolle, cosa fate? Le mettete in un strato di cipolla, le sardelle, no? Gli asparagi che precedentemente in una padella antiaderente con un goccino di olio, ovviamente devono essere pellati, li fate rosolare ambo le parti, proprio come se fosse i ferri. E quindi una volta che si cotti, alternate la sardella con sparro, la sardella con sparro e coprite il tutto con le cipolle, no? Lasciate lì per un giorno o due e poi degustate queste sardine in saor con gli asparagi, che
E Sabina ben... Le lasciamo lì un giorno o due, come le conserviamo? Niente, fuori, dentro il frigo? Diciamo adesso la prima giornata potete lasciarle fuori, che la temperatura è ancora ideale, ma dopo se no in frigo e dura anche 15 giorni. Sempre coperte, coperte, sì, perché sì. sennò il In un frigo asciuga, coccio, diciamoglielo sì. alle nostre amiche a casa. Il frigo, se tu metti un piatto così in frigo, secca, lo asciuga. Sì, tu vedi anche la carne se non è protetta, Sì, certo. il frigo, la ventilazione certo. che fa, il circolo d'aria fa seccare tutto, le verdure, naturalmente tutto. la razione, cioè la quantità, tanti grammi lo faranno secondo Sì, la famiglia, secondo gli ospiti. Sì, ma Bruno dopo che sei come un certo Bruno che è ghiotto de segue i miei cari amici e ora davanti a una segue a 9 qua e il temagna non tanta che segue accompagnata con qualcosa per assaggiare questo piatto qua ci vuol dire anche delle quantità. Ti ha messo 3 parmietti, 3 kg di sardelle, 4 kg di sparasi, 4 belle cipolle. Lui sta scherzando. E così gusta anche lì volevo dire questa battuta qui, che la cipolla va sempre in proporzione al vostro desiderio. Certo. E quindi che resta da dire adesso, Bruno? Di guardarsi questo piatto qua, di gustarselo con gli occhi, che noi ce lo andiamo a gustare con le papille gustative. Vi salutiamo, ciao, augurandovi sempre un buon sabato e una buona domenica. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia.